Autonomia asimmetrica. Questo è il titolo dell'incontro che la Confederazione Imprese Veneto organizza oggi a Vicenza. Un appuntamento per valutare gli interessi che le piccole imprese potranno avere in questa grande riforma. Chiamati al tavolo dei relatori il professor Mangiameli, noto costituzionalista, e il professor Stradiotto, che fa parte della SOSE, che è la società incaricata dal Ministero di valutare tutte quegli indici e indicatori che serviranno per rendere l'autonomia una cosa reale. Questo appuntamento cade a pochissime ore dall'approvazione in Consiglio dei Ministri della riforma proposta dal ministro Calderoli sull'autonomia differenziata per le regioni che non sono a statuto autonomo ancora. Tra qualche settimana si terrà a Roma una grande convention con il ministro Calderoli organizzata dal Confederazionato Nazionale e grazie a un appuntamento come questo Confederazionato Imprese Veneto arriverà con le idee più chiare e con delle proposte concrete che guardano anche agli interessi e al desiderata delle piccole imprese. Quali sono gli aspetti da costituzionalista che lei ritiene di segnalare come novità che potrebbero interessare anche la piccola impresa? Ma sicuramente il fatto che il disegno di legge Calderoli offre a tutte le regioni indistintamente la possibilità di attingere a ulteriori competenze. E ovviamente questo è rilevante per le piccole imprese perché i sistemi produttivi delle piccole e medie imprese hanno una dimensione che trovano nei poteri regionali i loro referenti principali, sia dal punto di vista delle infrastrutture e sia dal punto di vista delle possibilità di, diciamo così, di organizzazione dei servizi esterni all'impresa, anche per formare distretti, per agevolazione per l'esportazione. Quindi le maggiori competenze che le regioni possono ottenere sposterebbe molti baricentri interessanti per il sistema produttivo territoriale da Roma al proprio territorio. Ecco, questo è l'aspetto secondo me più rilevante. E da costituzionalista che tempi prevede per questa riforma se mantengono poi questa velocità? Scrivere un disegno di legge è abbastanza semplice, farlo approvare e tradurlo concretamente in prassi quotidiana con lo spostamento di uffici, competenze, funzioni, eccetera, è un po' più complicato. L'importante è cominciare, ecco, previsioni sul futuro sono sempre difficili da fare, soprattutto in Italia, ma l'importante è cominciare e cominciare col piede giusto. La SOSE è un'azienda partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanze e da Banca d'Italia. Da anni è impegnata nel campo della determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, quindi di comuni e di province, città metropolitane e delle regioni. Siamo stati inseriti nelle normative previste per la ricognizione tra quelli che devono operare per determinare appunto intanto quelli che sono i livelli storici dei servizi erogati a livello di spesa. Sulla base di quello poi verrà trovato quello che è il livello ideale, o meglio, il LEP è il livello ideale di servizio per garantire che tutti i cittadini abbiano i medesimi diritti sociali e civili. Questo è quello che si deve fare. Per far questo bisogna prima ovviamente avere una fotografia della situazione storica, capire cosa spende lo Stato nelle diverse materie, nei diversi territori e capire quanti servizi eroga, se li eroga in modo omogeneo oppure no. Questo è il lavoro che si dovrà fare nel corso dei prossimi mesi. Qualcosa è stato fatto su alcuni argomenti, mi pare di aver visto, cioè avete guardato per gli asili nido e per i servizi per esempio di trasporto dei disabili? Ci sono già dei carotaggi, diciamo? No, là siamo già avanti. Per gli asili nido sono stati determinati i LEP, ma quello riguardano i comuni. Non riguarda le materie che svolge lo Stato e neanche le materie legate appunto alle famose 23 materie oggetto dell'autonomia differenziata. In quel caso ci sono già i LEP e anche le risorse per realizzarle. Nel corso dei prossimi anni i nostri comuni avranno i soldi sufficienti per garantire in tutti i territori almeno che il 33% dei propri bambini possono utilizzare l'asilo nido. È una politica interessante, decisa appunto dal governo e dal Parlamento negli anni scorsi, che è importante perché si investe verso il futuro, verso chi deve ancora nascere. Nel referendum del 2017 la provincia di Vicenza è stata la provincia con un'incidenza di voto importante, oltre il 63%, e con quasi un plebiscito di sì per quanto riguarda l'autonomia. E questo oggi serve per farci capire e conoscere meglio quelle che sono le opportunità
ma soprattutto quello che deve essere il modo di operare e di investire bene i soldi che sono a disposizione, ma soprattutto i soldi che arriveranno anche dal PNRR per saper spenderli bene, cercando di collocarli in una maniera che creano volano e possibilità di crescita per tutto il nostro Paese Italia. Appena abbiamo saputo, abbiamo organizzato questo incontro affinché a livello regionale possano i nostri colleghi artigiani capire e conoscere meglio quello che appunto il ministro Calderoli presenterà al Parlamento, e quindi sarà punto di riferimento per noi, anche perché è un tema molto caro a noi veneti e a noi artigiani. Ricordo che nel nostro Veneto la votazione su questo tema, fatta ancora alcuni anni fa, ha avuto un riflesso importante, per cui riteniamo altrettanto importante poter conoscere, con l'aiuto di due tecnici che noi abbiamo oggi, che sono il professor Mangiameli e il dottor Stradiotto, di conoscere meglio quelle che potrebbero essere delle opportunità per il nostro Veneto, ma soprattutto per le imprese anche artigiane, perché la ricaduta dopo ovviamente è anche nell'economia, oltre che nelle nostre famiglie. La Confartigianato è sempre stata operativa sulla partita del federalismo, già dal referendum con documenti, e adesso vuole arrivare preparata, perché l'idea è un Veneto forte in uno Stato forte? Assolutamente sì, questo è il principio che contraddistingue noi veneti da un lato, ma soprattutto la voglia di un certo tipo di autonomia, un'autonomia che rispetti l'Italia, ma soprattutto che metta in competizione ogni regione affinché si possa avere il meglio nella quotidianità e quindi nella vita, ma soprattutto anche in quello che è l'aspetto lavorativo e quindi nelle imprese artigiane che noi rappresentiamo. Gli interessi della piccola impresa è avere un'amministrazione più vicina al cittadino e secondo noi più efficiente. Abbiamo la presunzione di saper fare qualcosina di meglio rispetto a quello che fa qualche ministero. Faccio un esempio, la scuola. Sento grande opposizione a livello nazionale perché la scuola possa essere gestita a livello regionale. Noi abbiamo in questo momento la competenza sugli istituti professionali e la Regione Veneto a inizio anno riesce a dare i docenti e gli insegnanti che iniziano dal primo giorno e arrivano fino all'ultimo. Perché lo Stato non riesce a farlo? Noi riusciamo e pensiamo che qualcosina di buono possiamo fare, ma penso anche agli aiuti alle imprese, penso anche alle deleghe ambientali che possano velocizzare il modo in cui la pubblica amministrazione si confronta con gli imprenditori. Quindi speriamo sia la volta buona per fare qualcosa di utile per riformare il Paese.